Previsto probabilmente ingiornato domani al massimo l'atteso incontro del capo dell'esecutivo Draghi con i suoi ministri. All'ordine del giorno le nuove norme anti-Covid nella scuola. Sarà necessario prima sentire il parere del comitato tecnico-scientifico per poi assumere la decisione finale. L'ipotesi è la DAD solo per i non vaccinati, con pareri contrastanti da parte di alcune forze politiche come la Lega, che chiede di evitare discriminazioni. Si discuterà anche della modifica della durata del Green Pass per chi ha fatto 3 dosi, potrebbe diventare illimitata. C'è poi l'ipotesi di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Sul fronte dei numeri sono oltre 11 milioni dall'inizio della pandemia gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del Ministero della Salute. Attualmente i positivi sono oltre 2 milioni e mezzo, complessivamente in calo rispetto alle scorse settimane. Non sono stati segnalati infine particolari disagi dopo l'entrata in vigore della normativa sull'obbligo del Green Pass per poste, banche, uffici ed esercizi commerciali. Nel prossimo Consiglio dei Ministri, come anticipato, le norme per la scuola, con l'ipotesi della DAD solo per i non vaccinati. Staremo a vedere, continuando a seguire gli approfondimenti e le informazioni del Governo.